Mentre con l'Under 18 proseguiamo il campionato, sempre lì a cavallo delle prime 2 posizioni, arriviamo alle Final Four e poi insomma c'è stata la gioia dello scudetto vinto. Avete vinto finale contro? In finale contro la Roma, ai supplementari 2-1. Che emozione è stata? Perché già è emozionante, si sente esatto. la tua passione, già è emozionante vivere un campionato a prescindere dal risultato, chiaramente un risultato positivo, ma arrivare a conquistare un titolo come uno scudetto... No, è bellissimo, è difficile anche da spiegare, no? Già entrare nelle Final Four, quindi quando si fanno le Final Four si va lì, si stanno i giorni precedenti alla semifinale. Se vinci la semifinale poi hai un allenamento di rifinitura e poi ti vivi la finale, quindi sono anche 4-5 giorni tra spostamenti, pernottamento, comunque impegnativi, no? Devo dire che per mia sensazione personale ho detto è difficilissimo vincerlo, però sapevamo di avere una squadra forte. Ho detto semifinale secondo me ce la possiamo giocare, eliminiamo il Cesena, abbiamo fatto una bella partita e poi le sensazioni sono state un crescendo dalla rifinitura in poi, perché l'ambiente che abbiamo vissuto durante il ritiro era sereno e vedevo i ragazzi molto sereni, sicuri di sé, e quindi questo mi ha permesso di arrivare alla partita intanto da un lato cercando di dare serenità, ma poi la restituzione, il feedback che io ricevevo da loro era altrettanto di serenità, no? C'è stato questo, anche senza parlarne, però semplicemente condividendo i momenti dalla colazione, pranzo, cena, altri momenti magari passati insieme, si rideva, si scherzava, sempre con serietà, col pensiero di dover affrontare una finale, ma con una tranquillità. Con tranquillità, con serenità. Secondo me è stata la capacità più grande dei ragazzi, è stata questa.